Ma siamo in diretta? Aspetta, però facciamo una cosa, prima chiudiamo, è meglio. No, voglio chiudere l'auto e poi la facciamo partire. Sì, Così partiamo direttamente e non ci torniamo nella macchina. vabbè lì certo che E smettila. Non metterlo questo, eh? no, Visto? Adesso ti descrivo un attimino tutta questa situazione. Adesso ti chiudo l'auto. Amici, siamo tornati stasera qua all'interno dell'area comunale compresa tra i due ospedali cittadini. Microcitemico, laggiù, da quella parte, e invece dietro questo caseggiato abbandonato che dopo andremo a visitare, l'ospedale Bruzzo. Ci troviamo proprio in compagnia del nostro operatore che stasera è Daniele Ugoni. Ecco qua, un'area lasciata in completo stato di abbandono, immondizie, sporcizie, siringhe che andremo a vedere e qualsiasi altro genere di rifiuto, anche pericoloso. Ecco qua, una siringa, 2 siringhe, 3 siringhe, 4, 5 e proseguiamo. Eccone un'altra qua. Secondo i presupposti delle precedenti amministrazioni comunali, tutta quest'area che troviamo accanto a noi doveva diventare un bellissimo parco. Invece è tutto lasciato in completo stato di abbandono. Ecco qua, quello che vi stavamo accennando prima. Rifiuti di qualsiasi genere, vecchi mobili, televisori, cavi elettrici, abbiamo visto anche dei pneumatici usati. Perché doveva diventare un parco? Perché ha tutte le sembianze di quello che doveva diventare un vero e proprio parco. Siamo ai piedi del Colle San Michele, dove chiaramente tantissimi cittadini appassionati chiaramente vanno a fare le loro escursioni, le loro passeggiate, mentre qua i rifiuti, eccoli. In mezzo a questi boschetti, oramai sterpaglie, rifiuti di qualsiasi genere fanno da padrone, ci sono anche le tracce di canalizzazioni, quindi di tubazioni per i giardini, i giardinetti e le aree verdi, tutto lasciato in completo stato di abbandono ovviamente. Abbiamo trovato, rinvenuto qualche mese fa, anche un'auto rubata. Ci abbiamo impiegato forse il doppio del tempo per farla portare via, ma ci siamo riusciti. Adesso andremo a verificare cosa c'è sull'altro lato. Seguiteci. Ecco qua. Proseguiamo il nostro reportage. Come accennavamo, anche qua è un cumulo di rifiuti, detriti, mattonelle, pezzi di Eternit. E chiaramente adesso andremo a verificare in che stato si trovano i vecchi fortini militari del periodo bellico. Oramai sono colmi di rifiuti. Questo è un caseggiato chiaramente di proprietà privata, lo vediamo. I presupposti iniziali, ecco qua, lì vediamo anche uno scheletro di un edificio, quello famosissimo che da tanti anni è accanto all'ospedale Bruzzo, possiamo anche vederlo. Però nel frattempo possiamo anche scorgere là in fondo dei vecchi divani, dei mobili, sembra forse quasi lo scenario di un film horror. Qua alle tue spalle, Daniele, puoi anche vedere tutto quello che è capitato. I proprietari chiaramente, qui dobbiamo stare anche attenti perché c'è anche un nido di api o forse vespe ed è meglio lasciarle tranquille. questo non basta. Sì, esatto, forse è meglio lasciarli in pace. Possiamo anche ricordare un altro particolare, Daniele. Diverso tempo fa, all'interno di questa sorta di villa oramai abbandonata, ci abitava una famiglia rumena, che poi è stata mandata via dai proprietari. I muri sono stati, le finestre sono state nuovamente chiuse, come vedi, guarda, hanno tentato chiaramente anche di aprire e lì sono riusciti a entrare. Adesso verificheremo che cosa accade qua dentro. Se vuoi puoi fare anche qualche video qua, vedi qui, ecco. Porca puttana, ci vanno arruendi. Allora se vuoi entriamo, o hai paura di entrare? Tu hai paura, va. Allora vedi Daniele, possiamo anche verificare un'altra situazione, guarda, ecco qua.
Possiamo entrare più comodamente anche da qua. Ma è bello per fare un bel video. Sì, guarda, ecco qua. Dinanzi a noi, Daniele, possiamo verificare chiaramente quell'edificio, vedete laggiù, quello è il presidio ospedaliero dell'azienda Bruzzo. Questo lo conoscete tutti, è uno scheletro di cemento armato che chiaramente anche altri colleghi giornalisti ne hanno descritto quello che doveva diventare. Non stiamo naturalmente a riprendere questo argomento che è ben noto. Adesso entriamo all'interno di questo caseggiato. Come potete vedere è stata sfondata una parte del muro e noi chiaramente adesso entriamo. Allora, adesso andiamo a verificare che cosa c'è all'interno di questa casa. Come vedete, probabilmente qui qualcuno ci sta anche abitando. Ecco, potete anche scorgere attraverso le immagini quello che c'è all'interno di questi ambienti. Ecco qua. Adesso andremo a verificare più da vicino che cosa realmente c'è. Ecco qua. Qui siamo in diretta. Ci troviamo qualcuno, Ma probabilmente. Ecco qua. Materassi, abbigliamento, panni sporchi, medicinali. Ecco quello che c'è all'interno di questi ambienti. Ci sono, Daniele, se puoi anche inquadrare, come vedi, ci sono tracce anche di documenti, dati sensibili che sono stati lasciati. Ecco qua. Possiamo anche inquadrarli. Come vedi ci sono dei dati sensibili delle persone che probabilmente abitavano qua all'interno. È un foglio di ricovero di prestazione sanitaria del San Giovanni di Dio. Adesso proseguiamo chiaramente e verifichiamo che cosa c'è all'interno dei locali. Ecco qua. Come vedete sembrerebbe che l'interno sia stato quasi devastato dai vandali. Noi stiamo cercando anche di capire, di verificare se all'interno ci sono magari anche delle siringhe che fanno in qualche maniera pensare che questi ambienti siano utilizzati anche dai tossicodipendenti, dato che naturalmente siamo vicinissimi al quartiere San Michele, Colle San Michele, via Cinquini, tutta la zona è oramai collegata. Adesso proseguiamo, vediamo che qui ci sono anche delle scritte. Ecco qua. Vediamo. Ci sono dei pupazzi, dei peluche, questo è un altro ambiente, come vedi, dei materassi, utilizzati sicuramente proprio per trascorrere la notte. Adesso saliamo ai piani alti. Il nostro Daniele, che attentamente ci segue, vi farà vedere attraverso le immagini che cosa stiamo trovando. Una cazzo! Ecco qua. Ecco qua. Bellino, quindi se mi serve un appartamento io so dove andare. Sì, un altro ambiente, eccolo qua, di questa casa. Proseguiamo. Questo è un secondo ambiente, Daniele, ecco qua. Una seconda camera da letto, chiaramente. Ecco qua. Bellino però. Che strutturato questo. Sì, eccoci qua. C'è un calendario 1986. È una datazione che un attimino forse ci fa ripercorrere la storia di questa casa. Altro ambiente. Ecco qua.
sempre materassi, dei giaciglii di fortuna e come possiamo vedere, Daniele, anche qua sono stati praticati dei fori in prossimità delle finestre proprio per avere una sorta di luce e non utilizzare chiaramente in maniera artificiale dell'illuminazione come stiamo facendo noi in questo momento. Proseguiamo nel nostro reportage. Tracce di una bombola di gas, eccola qua, un passeggino e chiaramente una parte degli infissi delle finestre che probabilmente originariamente erano posizionate proprio lì, sulla parete. Bisogna stare attenti anche perché ci stiamo addentrando in una zona dove in effetti ci sono parecchie. Ok, possiamo anche scendere, Daniele, come vediamo sulle pareti circostanti ci sono anche dei disegni, delle scritte, bisogna stare attenti anche perché, ecco qua, scendiamo, ok, allora abbiamo visto l'abitazione, piano terra e primo piano, questo è un sicuro luogo di riferimento per persone che chiaramente non hanno una casa, non hanno ovviamente un giaciglio dove poter stare. Abbiamo verificato che questi ambienti praticamente sono accessibilissimi, non abbiamo dovuto sfondare naturalmente nessuna parete perché sono state già sfondate. Adesso possiamo, Daniele, avvicinarci anche nuovamente all'ingresso. Ecco qua. Questa è la situazione, amici. Ci troviamo proprio nella centralissima via Jenner, in prossimità, come abbiamo detto, dei due ospedali cittadini, Microcitemico e Bruzzu. Tutt'attorno una situazione di degrado e anche di pericolo, chiaramente, per le aree circostanti. Rifiuti di qualsiasi genere, anche inquinanti, Eternit, pneumatici usati, siringhe e qualsiasi altro rifiuto. Come potete vedere qua attraverso le immagini, le finestre che erano state murate dai proprietari di questo immobile sono state sfondate. Noi già alcuni mesi fa, anche con gli Angeli di Sardegna, i volontari che effettuano ogni notte una ronda per aiutare i senza tetto, i clochard, eravamo entrati anche con loro, sempre all'interno di questo stabile. Possiamo comunque verificare, Daniele, che non ci sono tracce di siringhe all'interno, soltanto nelle aree esterne abbiamo trovato chiaramente delle siringhe buttate. Ok, possiamo anche uscire. Eccoci qua. Adesso possiamo anche verificare proprio qua alle spalle di questo edificio alcuni fortini risalenti al periodo bellico che sono oramai stati abbandonati. Potrebbero essere recuperati, magari anche insieme agli altri fortini militari che stanno qua sopra il Colle San Michele. Adesso andremo a verificarli. Ok, adesso facciamo un pezzettino lì. Bello schifo, eh? Vabbè, non ho fatto foto, vabbè, pazienza. Vediamo i video tanto. Non lo so se lì si stanno facendo, fai vedere? No, profumo. Qui ci sono due ambienti però. Se voi facciamo... Chi è? Sembrava un gatto. Ok. Stiamo entrando proprio da un'altra fessura della casa. Verifichiamo che cosa c'è qui dentro. Ecco qua, ci troviamo proprio al sottopiano di questa villa abbandonata. Probabilmente qua, prima del nostro arrivo, anche questo ambiente era utilizzato, magari da qualche senza tetto, proprio per soggiornare qua. Vediamo anche qua, tracce. Sì. Questa è una sorta di stenditoio perché, come vedete, c'è una mutanda. Ecco qua. Perfetto, degli asciugamani. Non capiamo che cosa ci sia qua.
Ok, benissimo. Adesso possiamo anche proseguire all'esterno di questa casa. Ok, attenzione qua, Dani. Allora, come vi accennavo, intorno a quest'area ci sono anche dei fortini militari, risalenti al periodo bellico, chiaramente, dalla seconda guerra. Qua ce n'è uno che chiaramente è stato delimitato da una rete metallica. Eccolo qua. Come potete vedere è un fortino militare. Sull'altro lato invece ne abbiamo un altro che sicuramente sarà invaso di rifiuti, come accennavamo. Bisogna stare attenti proprio dove mettiamo i piedi, anche perché la pericolosità degli oggetti e dei rifiuti che troviamo possono naturalmente procurarci non qualche problema. Ricordiamo in passato, mesi fa, forse un anno fa, questa abitazione era occupata da una famiglia di nazionalità rumena, probabilmente con bambini, perché abbiamo visto anche dei pupazzi, dei peluche, dei passeggini. Ecco, questa è l'area intorno al quale chiaramente possiamo verificare tutta la situazione. Ok, scendiamo qua, Daniele. Tutto attorno possiamo vedere dei vestiti, dei panni, degli abiti lasciati, buttati proprio, abbandonati. Questo è l'altro fortino militare di cui parlavamo. Tracce di Eternit, le ritroviamo anche qua, delle lastre buttate. E questo è l'altro fortino di cui parlavamo. Pensate che intorno al Colle San Michele, dove naturalmente troviamo il parco frequentato da tantissime persone ogni giorno, ci sono dei fortini lasciati ugualmente a degrado, abbandonati. All'interno ci sono tantissime migliaia di siringhe, perché i tossicodipendenti vanno a bucarsi proprio lì. Noi chiaramente concludiamo anche questo reportage giornalistico che è stato realizzato proprio grazie alla collaborazione di Daniele Ugone, che io ringrazio personalmente. Naturalmente noi sottolineiamo il degrado ambientale che da tantissimi anni praticamente permane in questa zona. Il Comune di Cagliari ovviamente è informato di tutto ciò. Le precedenti amministrazioni parlavamo proprio dei loro obiettivi, qui dovevano realizzare un bellissimo parco, ma tutto è lasciato da tanti anni in abbandono totale. E in più possiamo anche ravvisare anche la situazione di questa casa, di questa villa, che probabilmente doveva diventare una sorta di casa proprio magari per i guardiani, per i custodi di quest'altra struttura che oramai anch'essa in completo stato di abbandono, uno scheletro di cemento armato, proprio dinanzi ai palazzoni dell'altra zona di Pirri. Ecco qui, perfetto. Da Alessandro e da Daniele è tutto, alle prossime puntate. Ciao!